Allora, appunto, dicevamo che ci sono alcuni comuni che non condividono determinate politiche dell'ANCI, quindi sono usciti, altri stanno rientrando per fortuna, quindi ci sono diverse prese di posizione. Poi bisogna vedere anche se vengono comprese le fuoriuscite, le rientrate in certo qual modo. La Presidente parlava di una stanchezza comunque che c'è diffusa tra i comuni, perché è innegabile, sono stati colpiti per primi, sono stati colpiti anche per ultimi con la legge di stabilità, sono quelli più vicini ai cittadini, per cui i cittadini sentono maggiormente questo fatto di essere colpiti, erano l'indicatore un po' di una maggiore autonomia, vuoi fiscale, vuoi amministrativa o quant'altro, e invece sempre meno perdono vitalità, perdono forza, perché alla fine se non hai neanche disponibilità economica o devi rifarti sui cittadini, ovvio che poi non vieni ben visto, perché i soldi sono severamente pochi. Questa stanchezza, voi riuscite in qualche modo a farne un punto di forza per agire sul governo, per cercare di, visto che poi tra l'altro Del Rio aveva assunto anche delle cariche rilevanti ed è stato presidente dell'ANCI per molto tempo, quindi c'era un po' l'aspettativa, l'illusione che... Ma io penso che dare l'impressione di essere stanchi e di demordere sia negativa, nel senso che io Perché alla fine diventa anche, una partita vinta per gli altri. sì, anche un po' per carattere mio sono convinta che bisogna comunque sempre tenere la testa alta e cercare sempre di far valere le proprie ragioni. La stanchezza deriva dal fatto che mettetevi nei panni di un amministratore locale, quindi di un sindaco, di un assessore, di un consigliere di un comune, che ha una sua famiglia, che ha un suo lavoro, una sua attività, che presta servizio per la propria comunità e che ad un certo punto si trova stretto tra leggi da rispettare che diventano sempre più gravose, perché adesso le nuove leggi anche sulla contabilità dei comuni rendono ancora più difficile la vita dell'amministratore. Risorse ce ne sono sempre meno, devi applicare le tasse che vuole il governo per tentare di dare dei servizi ai cittadini. Il cittadino giustamente che dice ma qui paghiamo un sacco di tasse e magari di servizi ne vediamo sempre meno. Difficoltà perché magari il cittadino si trova senza lavoro e viene dal sindaco e chiede un aiuto, chiede di poter avere una mano anche a livello lavorativo. Voi capite che un amministratore che pressioni può ricevere e magari non riesce a dare delle risposte. Ed è questa un po' la stanchezza che si sente. Però il compito nostro dell'ANCI è anche di dire, no, qui dobbiamo far valere invece quelle che sono le istanze del nostro territorio, dei nostri comuni, perché in fin dei conti noi diamo dei servizi per i nostri cittadini. Quindi noi ci battiamo per i nostri cittadini prima di tutto. Ecco, questa 3 giorni che significato viene ad avere? Perché anche, è un po' il titolo che ho ripreso anche nella trasmissione stessa, un po' una provocazione. Allora, che i comuni possano essere in questo momento storico dei volani di cambiamento, in realtà noi ci veniamo a trovare in un momento storico in cui subiamo dei cambiamenti a tutti i Infatti. livelli. Guardate, l'Italia sta cambiando in termini istituzionali e sta dando una grossa accelerazione a questo governo. E io non lo so il risultato finale, nel senso che delle istituzioni che per decenni sono stati sul territorio in una determinata maniera, dalla sera alla mattina cancellarle crei una situazione di disagio e di questo dobbiamo esserne consapevoli tutti. Quello che io dico è che dobbiamo cercare di gestire questo cambiamento con dignità e continuando a dare dei servizi a tutti i livelli, sto parlando di comuni, province per quello che rimane e regione, tenendo conto che dobbiamo ridurre il più possibile le spese. Questo è poi l'obiettivo che dobbiamo comunque perseguire alla Ma i fine. margini di riduzione, salvo per alcune realtà che veramente hanno tagliato all'osso, possiamo anche comprenderle, dove veramente anche il personale è pochissimo. Di fatto, anche seguendo interviste che sono state fatte a rappresentanti sindaci di altri comuni, in modo particolare, vabbè, guarda caso sono sempre nel sud Italia, non è colpa nostra, hanno una concentrazione maggiore, però una marea di dipendenti a fronte di una popolazione bassissima, insomma si vede un po' di tutto, spese che sbucano da tutte le parti, conti che non tornano. È possibile quindi farlo, cioè uno dice a un certo punto anche il governo centrale dà un input, come dice alle regioni, tagliate,
poi sta alla capacità, teoricamente all'onestà della regione, del comune, della situazione, eccetera, valutare veramente dove tagliare, non andare, quello che invece molte volte succede, sempre a parare sui cittadini. Si taglio vuol dire che colpisco i cittadini, colpisco i servizi, perché ormai i cittadini sono accorti del gioco, dicono ma com'è possibile? Restano tot dirigenti, tot figure e tu vai a tagliare me, taglia quelli, taglia le spese ulteriori. È questo che cerchiamo di spiegarlo a chi ci ascolta, che non riesce a capire questa dinamica. Sì, il fatto è che la spesa storica che noi abbiamo in termini di Stato italiano, il debito pubblico che noi abbiamo, che è stato maturato nel tempo, è legato anche a delle gestioni del passato che adesso le stiamo pagando. Quindi nel giro di qualche anno noi dobbiamo recuperare anche qui decenni di gestioni che sono state anche per certi versi dissennate e che oggi in qualche modo dobbiamo tentare di recuperare. C'è la grande questione del personale, dell'impiego pubblico, perché poi questo è il nodo della questione. Esatto. Cioè se noi pensiamo ad esempio alle province, adesso le province c'è un chiaro disegno che è finalizzato alla loro abolizione. Adesso sono state trasformate in ente di secondo livello. Sapete, di recente ci sono state le elezioni per il nuovo presidente della provincia e per 16 consiglieri, i quali a titolo gratuito prestano servizio e cercano di portare avanti, mandare avanti la macchina per quelle competenze che sono in capo alla provincia, ma che non si sa se entro la fine dell'anno continueranno a rimanere in capo alla provincia o se verranno trasferite alla regione. In questo caso, i precedenti dove sono finiti? Hanno finito il loro mandato? I precedenti presidenti, assessori, certo, eccetera, non sono esausti. L'ente provincia com'era non esiste più. C'è un ente di secondo livello, viene definito di secondo livello perché ad eleggerlo sono gli amministratori dei comuni, quindi sindaci e consiglieri comunali, e ad essere eletti presidente e 16 consiglieri sono altri sindaci e consiglieri comunali, quindi per questo viene definito ente di secondo livello. E appunto la parte politica non costa più nulla. Cosa resta? Restano le strutture, resta la parte del personale, che poi anche la provincia di Padova ha più di 400 dipendenti, è evidente cosa si fa dalla sera alla mattina, si mandano tutti a casa. Ecco, quindi ci sono delle spese da sostenere, che non è che con un tratto di penna uno dice chiudiamo l'ente ed è finita. Quindi si deve valutare come possono essere riassorbiti in regione e nei comuni e fare altre valutazioni. E non ci dimentichiamo che però ci sono dei servizi legati a che cosa? Alla protezione civile, piuttosto che all'edilizia scolastica, le scuole superiori, alla viabilità alle strade, quindi ai trasporti. Allora, voi credete che una volta che queste competenze, o anche il lavoro, la gestione del lavoro, le vertenze ad esempio delle aziende che sono in fase così di crisi e quindi incontri tra sindacati, parte dei datori di lavoro, ecco anche questo sono tavoli che avvengono in provincia dove si cerca una mediazione. Ecco, voi credete che poi una volta che magari queste deleghe vengano assorbite alla regione ci sia lo stesso rapporto che c'è adesso col territorio, col cittadino, col fatto che comunque c'è una certa attenzione, immediatezza nel rapporto? No, cambia. Bisogna risparmiare, risparmiamo, siamo tutti d'accordo, però dobbiamo essere ben consci del fatto che le cose stanno cambiando, ma non in meglio, in peggio, non è che tagliando, eliminando gli enti, sicuramente ci sono degli sprechi, sono la prima a dirlo, però è chiaro che ci saranno anche delle disfunzioni rispetto a prima. E questo è quello a cui noi stiamo andando incontro in questa operazione di revisione delle istituzioni pubbliche. Che è importantissimo e fondamentale, però lascia molti dubbi e poche cose che devono, cioè alcune cose che devono essere chiarite assolutamente. Infatti noi amministratori locali in questo momento storico ci troviamo in difficoltà perché dobbiamo tentare di rispondere al cittadino. Per i soldi delle tasse che paga, giustamente bisogna rispondergli come vengono spesi questi soldi, tenendo conto che abbiamo delle regole che stanno cambiando nel tempo e che stanno cambiando anche gli enti. Quindi la grande difficoltà è proprio quella di riuscire con i tagli che ci sono, con i cambiamenti delle istituzioni, con queste funzioni che non si sa se provincia, se comune, se regione vengono esercitate, dare degli orientamenti per poi dare indicazioni anche allo stesso cittadino. Ecco, si parlava anche prima che fine faranno i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, giusto? Che cosa sta succedendo anche lì?
Anche lì molto probabilmente non c'è il coraggio a livello nazionale di dire chiudiamo i comuni con meno di 5.000 abitanti, Perché anche questo sarebbe stato perché quello che... questo secondo me è anche il disegno che c'è. C'è un disegno in questo senso. C'è un disegno. Poi anche qui dalla sera alla mattina pensare di chiudere i battenti di migliaia di comuni col personale che c'è, al di là della parte politica, diciamo subito la lasciamo a casa, vabbè. Ma il senso di identità, perché quello che io ho provato a chiedere più volte, che mi sono capitati dei sindaci anche in trasmissione e non solo, in comuni sotto i 5.000, sono trasaliti e dicendo ma i nostri cittadini non accetterebbero mai, è un'identità ben precisa, c'è una storia, c'è una... Quello è anche vero, il fatto di avere un tuo punto di riferimento è un'istituzione millenaria, quella dei comuni. Infatti. eh, Storica proprio perché addirittura cioè, Certo, abbiamo quindi dei... è ben radicata anche nell'immaginario collettivo e poi c'è da dire che quando tu hai bisogno di qualcosa dove vai? Il tuo municipio, il tuo comune, anche una questione anche qui di vicinanza, di possibilità di accedere a un servizio in maniera così immediata, diretta. Però c'è un chiaro disegno che è quello di ridurre i costi anche per quanto riguarda il comparto degli enti locali e dei comuni e si pensa a questo punto di favorire gli accorpamenti cercando di garantire anche in questo caso dei risparmi di spesa. Non si fa questa operazione direttamente dicendo chiudete i comuni, però si sta dicendo entro la fine dell'anno, di quest'anno, quindi 31/12/2014, tutti i comuni fino a 5.000 abitanti devono condividere la gestione di tutte le funzioni fondamentali. Cioè cosa vuol dire praticamente? Cioè condividere a due, a tre, a Vuol come? dire che i comuni devono individuare le varie funzioni che loro hanno, parlare tra comuni e dire bene, da questo momento cerchiamo in 2, 3, 4 comuni, in base a chi ci sta, in base al numero poi di abitanti che riusciamo a raggiungere, perché comunque ci sono dei parametri stabiliti anche con una legge regionale, quella di mettersi insieme e di gestire questo servizio insieme. Nell'immediato questo non comporta minori costi, perché l'abbiamo visto anche dalle varie operazioni che si stanno facendo e ci sono delle difficoltà in termini proprio organizzativi e in termini di personale. E qui ritorniamo sempre nel discorso che si faceva prima. Quindi quando noi mettiamo in mano alle istituzioni, e parliamo di comuni, di province, di regione, noi possiamo anche dire alla parte politica, agli amministratori andatevene a casa oppure venite a lavorare gratuitamente. Ci può anche stare, anche se secondo me chi fa un lavoro con dignità e con scienza e coscienza gli deve essere riconosciuto. Ma mettiamo pure che la parte politica non ci sia, c'è tutta la parte relativa al personale che è impiegato in questi enti, che non è così facile da gestire e si può pensare anche perché sono delle persone, tu domani stai a casa oppure sposto da qua, di là, di su, di giù, sapendo le esigenze familiari anche che ci sono. Quindi è questa l'altra grande questione che bisogna riuscire a gestire anche per quanto riguarda la funzione associata delle competenze dei comuni. Ecco, anche questa Ecco, l'esempio pratico per capire, lei è sindaco di Casalserugo, quanti abitanti? 5.500. Quindi sarebbe fuori, si Sì, salva però io ho appena. già iniziato 6 anni fa con il comune di Albignasio, con un'unione, e la stiamo portando avanti, dove condividiamo alcune funzioni, le abbiamo implementate in questi anni e il tipo di servizio che diamo è sicuramente più efficiente rispetto a quello che riusciremo a dare se fossimo da soli. Tipo, quali funzioni sono? Beh, abbiamo iniziato con la polizia locale. Che quella è la prima, come gli unioni del Campo San Pierese, insomma. Sì, 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 ma quella diventa fondamentale perché se voi pensate anche a riuscire ad organizzare i turni, anche serali, non riusciresti come comune. Quindi già il fatto di essere insieme ad altri comuni, avere più unità a disposizione, è vero che riesce a dare dei servizi che sono più articolati rispetto al fatto di essere da solo. Ad esempio adesso tutti gli incidenti stradali che si verificano, ci sono anche più i carabinieri che intervengono nel nostro territorio, intervengono direttamente gli agenti di polizia locale, questo per dirvi. Quindi sono in pratica come raddoppiati, praticamente. Si dà un servizio diverso, più efficiente e più articolato. A questo si aggiunge la protezione civile, il sportello unico delle attività produttive, il commercio, la centrale unica di committenza, che adesso c'è il nuovo obbligo normativo, ma stiamo valutando anche altro, perché questa è un po' la strada che si sta intraprendendo. È chiaro che richiede del tempo pensare... Ma avete trovato dei vantaggi in questo? Beh, in termini sicuramente di efficienza e di qualità del servizio di sicuro, perché se io penso anche a tutta la formazione che ci vuole, da un punto di vista proprio normativo della conoscenza delle norme che deve avere un dipendente comunale quando sta ad esempio allo sportello delle attività produttive e anche tutte le attività commerciali anche e tutti i risvolti burocratici che ci sono, deve avere persone che
siano qualificate, che abbiano modo anche di approfondire le conoscenze, quindi il fatto di puntare su questo ti permette di dare un servizio sicuramente migliore rispetto a quello E che si come si potrebbe trova dare. l'accordo tra amministratori, quindi i sindaci, gli assessori, la parte diciamo così politica, istituzionale che però è anche decisionale? Ecco, io in maniera anche qui molto onesta, e lo dico da sindaco, è la parte forse più difficile anche Anche perché perché ipotizziamo la vicinanza di due comuni di appartenenza politica opposta. Cioè, bisogna, esatto, per questo riuscire ad avere una capacità di mediazione, di dialogo non da poco e non è facile. E non è facile perché magari sì, il colore politico diverso, magari anche rapporti personali sì, non dei migliori. Poi noi, sempre per il fatto che tendiamo a risolverci in casa i problemi, meno si cerca condivisione, magari meglio è perché uno cerca di risolverli in proprio. In realtà dovremmo fare anche noi amministratori, e parlo a partire da me, un passo in avanti da questo punto di vista, in un cambio di mentalità in termini collaborativi. cambio di mentalità. Quindi ci vuole un passaggio Eh sì. ulteriore. A questo punto, che mi collego alla sua giovane età, quella anche della Presidente, il fatto che siate donne, tra l'altro, c'è anche un cambio importante, insomma, diciamo così, verticistico per quel che riguarda l'ANCI. È importante anche il fatto che siate giovani, che state intraprendenti, individuate proprio per la vostra energia, attività, predisposizione in un certo versante, per prendersi anche a governare, insomma, a rappresentare i comuni di una regione come il Veneto, e magari ci sono maggiori difficoltà in persone che hanno dei ruoli da tanto tempo, quindi incardinano sistemi, modi di ragionare diversi, alla luce di chi ci sta anche come Presidente del Consiglio, che sta cercando di fare, insomma, speriamo con esiti, delle modifiche. Sì, le donne hanno due doti fondamentali secondo me. L'una è la capacità di ascolto, ma proprio legata al nostro essere di donna. Capacità di ascolto da una parte e dall'altra la tenacia. Quindi questi sono secondo me i due ingredienti che dobbiamo mettere in campo per riuscire a sostenere quelle che sono le necessità dei nostri comuni. E sicuramente il fatto di avere entusiasmo, energia è fondamentale. Forse l'età si agevola da questo punto di vista, nel senso che forse un po' incosciente anche, forse anche così animato da grandi obiettivi, hai questa voglia di dare per il tuo territorio a prescindere. Magari col passare degli anni, con un po' di delusioni, magari passa anche la voglia, però in Speriamo questo di no. momento, in questa fase storica, che non è facile, sono caratteristiche fondamentali, soprattutto quelle legate all'entusiasmo e all'energia nel fare le cose. Ecco, poi chiedo, non avere degli schemi incardinati da tantissimo tempo può essere utile, perché anche questo è un po' il discorso. Chi ha navigato in un certo versante per tantissimi anni proprio ha un meccanismo che è difficile anche da cambiare completamente come mentalità e tutto. Magari una giovane già di cittadino del mondo, anziché cittadino del proprio comune soltanto, può avere una visione un po' più aperta. Ah, questo di sicuro. Tra l'altro io sono del segno zodiacale dei pesci e i pesci sono dei creativi. Allora, il pesci tende sempre a trovare delle nuove soluzioni, nuovi schemi e spesso mi capita di dover confrontare con persone che magari la vedono in maniera completamente diversa dalla mia, in maniera tradizionale, io invece tendo sempre a proporre anche cose nuove proprio per carattere. E c'è difficoltà, però di fronte ai problemi si risolvono proprio trovando delle soluzioni nuove, non rimanendo sempre ancorati a vecchi schemi che vedi che alla fine non ti portano a grandi risultati. I cittadini come vedono questi cambiamenti? I suoi concittadini, o come si può immaginare che li possano vedere? Allora, se tu li vivi, questi processi li capisci anche. Infatti, per quello dico, perché siccome Vista da fuori, giustamente anche dico, un cittadino dice, ma come? Io continuo a pagare più tasse rispetto a prima, più tasse rispetto a prima. I servizi che magari ho sono inferiori rispetto a prima e qui nessuno fa niente. Non è così, ci si dà da fare tentando di spiegare anche ai cittadini com'è la situazione, perché non è che un amministratore locale è lì per perdere tempo, per guadagnarci, per fare chissà cosa. Cioè, la cosa che ti motiva secondo me, ma parlo anche per me nel fare l'amministratore locale, è proprio
il fatto che tu puoi incidere sulla tua realtà mettendoci l'impegno, mettendoci la buona volontà, magari saranno anche piccole cose, però il fatto di riuscire a cambiare il contesto in cui vivi, secondo me questa è la soddisfazione più grande che un amministratore può avere. E poi se il cittadino ti aiuta anche in questo, diventa Sarebbe il massimo. fondamentale. No, no, lo chiedo proprio per questo, perché quando comunichi, racconti le cose, rendi partecipe di una decisione anche importante, eccetera, con tutti gli sviluppi, la vision anche che ci può essere, chi poi deve in qualche modo esserne partecipe, condividerla e contribuire anche appunto economicamente. Ma se sei partecipe di una vision, di un progetto, lo puoi condividere pian pianino, lo puoi comprendere, lo puoi capire. Quando invece questo viene dettato dall'alto, senza prospettive, può creare dei malumori anche di non poco conto, malesseri che poi diventano anche ingovernabili, ecco, a livello di un certo tipo di Poi è amministrazione. anche vera un'altra cosa che quando tu sei impegnato nel fare, Tante volte eh, non ti la parte della comunicazione sfugge completamente. sfugge un po', perché sei talmente concentrato, oppure hai sempre i minuti contati, che non ti rendi conto della necessità anche del comunicare. Comunicare è un'altra azione. Oltre al fare c'è anche il comunicare. Ed è la difficoltà più grande forse per anche un amministratore, essere operativo e nello stesso tempo anche comunicare, perché c'è un dispendio di energie e di tempo che non sempre riesci È una comunque a difficoltà molto garantire. nordestina, poi tipicamente anche veneta in modo particolare, perché da altre parti riescono a dedicare moltissimo al Alla comunicazione, comunicare, forse più di fare esatto, meno si fare meno comunica. e a comunicare di più. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.